silenzio rispettoso e composto. Sono in migliaia i triestini di tutte le età ad attendere, chi con gli occhi lucidi, chi con un fiore in mano, l'uscita delle bare di Matteo De Menego e Pierluigi Rotta dal famedio della Questura, dove ieri è stata allestita la Camera Ardente. All'arrivo dei feretri avvolti nel tricolore dei 2 agenti uccisi lo scorso 4 ottobre proprio nello stesso edificio, il silenzio si scioglie in un applauso commosso. Tricolore e parte l'applauso commosso di tanta gente che è assiepata qui fuori dalla Questura. Il corteo funebre attraversa la città blindata, muovendosi rapidamente fra 2 ali di folla che saluta ancora con applausi il passaggio dei 2 agenti, ormai per volontà del comune cittadini onorari di una Trieste ferita ma che vuole reagire al dolore. E ancora portate a spalla dai colleghi, le bare di Matteo e Pierluigi fanno il loro ingresso in Sant'Antonio Nuovo, dove attendono i familiari e le autorità. Fuori dalla chiesa una folla che lungo il canale arriva fino al mare, a seguire ancora in silenzio la cerimonia solenne. L'orazione funebre dell'arcivescovo Giampaolo Crepaldi, che si rivolge direttamente a Matteo e Pierluigi, ricorda il loro duro lavoro e porta consolazione alle famiglie straziate e a un'intera comunità frastornata. Un abbraccio che sia allargato ai vostri genitori e familiari. Numerosi rappresentanti dello Stato presenti in chiesa, a cominciare dai ministri dell'Interno Luciana Lamorgese, dello Sviluppo Economico, il triestino Stefano Patuanelli e poi il Presidente della Camera Roberto Fico, il Vicepresidente del Senato Ignazio La Russa e il Capo della Polizia Franco Gabrielli. Tanti anche rappresentanti delle istituzioni locali, il Sindaco di Piazza, il Governatore Fedriga, assessori e consiglieri di Comune e Regione e alcuni sindaci di altre città d'Italia, ma soprattutto tanti cittadini comuni a stringere in un abbraccio i 2 agenti, le loro famiglie e i colleghi della Polizia di Stato e a commuoversi fino alle lacrime insieme al questore Giuseppe Petronzi. Saluto la volante alla sua ultima uscita, la volante 2. Infine le bare escono dalla chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo in mezzo al picchetto d'onore. I feretri vengono caricati su 2 carri funebri e partono sempre salutati dalla folla con applausi e con un grazie gridato da più voci. Domani è previsto a Velletri il funerale di Matteo De Menego, venerdì a Giuliano quello di Pierluigi Rotta in forma privata. Buonasera, buonasera. Il doveroso omaggio è un po' l'immagine di oggi, l'addio di Trieste, ma non solo di Trieste, un po' di tutta Italia, ai 2 giovani agenti uccisi in questura. Questa sera di sicurezza parliamo, lo ricordiamo, peraltro quella terribile vicenda degli agenti uccisi in questura nacque proprio da un furto di un motorino. Allora parleremo di sicurezza questa sera, torneremo a parlarci anche perché qualche giorno fa il Sole 24 Ore ha stilato la classifica delle capoluoghi di provincia più sicuri e abbiamo notato come Treviso sia tra le più sicure secondo questi dati. Cercheremo di capire se questa sicurezza è più reale o percepita e chi meglio di Cristian Demma, buonasera. Buonasera a voi. Il Presidente dell'Associazione Furti in Corso ci può dare delle risposte. Intanto Demma, che effetto fa vedere queste immagini? È molto provante, provante per tutti, sono situazioni molto difficili e provante anche per chi come me ha indossato una divisa, quindi è molto difficile da digerire quello che è successo a Trieste. È anche vero che per quanto poco vedere tutta la vicinanza delle persone, della popolazione, vuol dire che comunque c'è vicinanza alle forze di polizia e c'è affetto verso le forze di polizia. Forze di polizia che peraltro scenderanno in piazza poi a Roma fra qualche giorno per dire basta, siamo stanchi insomma, di essere un po' vessati e non tutelati. Lei come la vede? La vedo corretta sia come protesta e anche reale, nel senso che purtroppo ormai sappiamo tutti che loro, per quanto siano anche sotto organico, fanno di tutto per darci una mano e darci un sostegno, ma in realtà poi vedono tutto il lavoro fatto e svolto che va a vanificarsi nel momento in cui queste persone continuano a uscire e a rientrare da galere o da fermi e quant'altro. Di oggi la notizia mi pare che era già stato fermato con un'arma questa persona nel Bellunese, sì. E quindi purtroppo è scioccante vedere questa situazione.
Ecco, allora, ci sono le forze dell'ordine e negli ultimi anni, proprio anche per venire un po' incontro a questa difficoltà che hanno le forze dell'ordine, ci sono queste realtà come l'associazione Furti in Corso. Noi ci siamo visti più o meno all'inizio di quest'anno, tra gennaio e febbraio, quando quello che era nato come un gruppo Facebook, lo ricordo, qualche anno fa, è diventata una vera e propria rete di controllo talmente importante, talmente vasta, talmente diffusa da diventare un'associazione, quindi un passo ulteriore per il controllo, appunto, per la sicurezza, che ha portato poi, lo vedremo, a sviluppi importanti come appunto l'autotassazione per avere della vigilanza privata. Allora, facciamo intanto un primo bilancio, poi andremo sui dati un po' della sicurezza per capire un po' come viene percepita questa Treviso davvero realtà sicura come provincia. Allora, eravamo rimasti più o meno 10 mesi fa a un'associazione che si stava sviluppando un po' in diversi comuni. Com'è la situazione adesso? Avevamo iniziato un po' di mesi fa con 3 comuni, che erano i 3 comuni pilota, che erano Roncade, Silea e poi San Biagio di Callalto subito dopo. Adesso invece abbiamo aggiunto anche 2 comuni abbastanza importanti come Casier e Carbonera, che nei 2 comuni ci sono circa 200 famiglie che hanno aderito al nostro progetto. È un progetto sempre, diciamo, di vigilanza alternativa, nel senso che noi si paga una vigilanza privata per fare una sorta di controllo nelle proprietà private di questi aderenti al servizio. Questo aiuta le persone a sentirsi più sicure e in realtà aiuta tutti, perché comunque è una macchina che gira a bassa velocità, con fari accesi, e quindi disturba e crea fastidio agli eventuali ladri che tentano furti o semplicemente anche che provano a scassinare, no? Perché ricordiamoci che non è solo il furto, cioè l'entrata nell'abitazione, ma è anche un tentato scasso, una finestra che rompono, che crea fastidi. E poi ricordo, si diceva all'epoca, anche incontri con la popolazione per educarli ad esempio a evitare le truffe, consigli? Assolutamente, noi abbiamo fatto un incontro sia a Roncade e sia a Carbonera e ne abbiamo fatto anche un altro poi a Casiera, dove era un incontro, diciamo, a doppia mano con l'Arma dei Carabinieri, quindi che avevamo fatto una serata assieme col Comune, dove noi cerchiamo di spiegare e, diciamo, parlare in maniera molto semplice di come aiutarci tra di noi a evitare queste cose, quindi dal semplice ricordarsi di chiudere la porta bene o accendere le luci, ma andiamo nel sociale, visto che oggettivamente noi siamo presenti più nel sociale, quindi anche capire come gestire il Facebook, la privacy di Instagram, di Facebook, perché ricordiamoci sempre, e lo dico sempre a tutti, che se io scrivo che sto andando in ferie allora e che insomma manco da casa, insomma, e ho una privacy aperta, la cosa potrebbe essere un po' controproducente per tutti, no? Quindi bisogna che istruiamo le persone anche a questo. Come hanno recepito il messaggio le persone? L'hanno recepito molto bene e abbiamo visto proprio un crescendo di persone che intervenivano a queste riunioni. Fascia d'età? Ma la fascia d'età è dai 40 in su, in realtà, no? La fascia giovane è una fascia che anche strano, perché i social sono appannaggio dei giovani, si dice, no? Sì, in realtà è anche vero che il Facebook parliamo un termine da ridere, sta invecchiando, no? È un po' obsoleto. È un po' obsoleto, quindi prende la fascia 40 oltre, perché i ragazzi ormai sono su Instagram e altre cose, e quindi abbiamo sempre persone di una certa età che mi contattano per capire come iscriversi a Facebook per poter seguire come gruppo, e anche quella è una gran soddisfazione, perché comunque aiuta a capire gli spostamenti dei ladri nelle varie città, perché il significato è quello del nostro Facebook e del nostro gruppo, una cosa non nel micro ma nel macro, quindi capire gli spostamenti da comune a comune utilizzando sempre il social. Ricordiamo come è nato il passaggio dal ok, ci controlliamo la situazione, segnaliamo, al ci difendiamo in qualche modo. Ma è nato semplicemente da un'esigenza privata, nel senso che dopo un furto, chiamiamolo furto rapina, avuto in casa, ho deciso appunto di far partire questa pagina Facebook. Da lì è iniziato una rete di avvisi e una sera ho lanciato una proposta di autotassarci, ho usato questo termine, no? Che in realtà non era per fare una tassazione vera e propria, ma era detto perché anche noi cittadini non diamo una mano
alla polizia, all'amministrazione, tutto, perché purtroppo i fondi sono quello che sono per tutti. È stata presa in maniera incredibile, cioè non pensavo neanche io di fare questo successo con questa mia proposta, e da lì abbiamo deciso di difendiamoci e diamoci una mano. Da lì poi mi hanno cominciato a chiedere di fare delle serate informative e ho dovuto per forza aprire un'associazione di volontariato, che ricordo sempre è un'associazione ODV, quindi di volontariato no profit, dove ci avviciniamo sia per i furti ma anche per aiutare le persone che si sentono sole in casa. E c'è una novità importante di questi giorni, sì. Per la prima volta per la vostra associazione un patrocinio comunale. Sì, è un patrocinio comunale, sono stato contattato dal comune di Ponzano Veneto con l'assessore Celedese, che abbiamo fatto già 2 chiacchiere in comune, che era molto interessato al progetto e che lo stava seguendo anche da molto tempo, e quindi ha deciso di darci un patrocinio vero e proprio, cioè fare entrare Furti in Corso a porte aperte nel comune e farci partecipare a una serie di riunioni che faranno qui a novembre. Si ipotizza verso la metà di novembre una riunione nostra, diciamo, di Furti in Corso col comune, dove andremo proprio a spiegare come evitare truffe, furti e anche difendersi eventualmente da queste cose, perché noi spieghiamo anche che non bisogna poi eccedere nelle difese per non incorrere poi nel fatto contrario, no? Oltre a essere anche avere il danno, avere anche la beffa di subire ritorsioni. Allora, siamo davvero sicuri? Vediamo il servizio che abbiamo realizzato 3 giorni fa, perché era di lunedì, la classifica del Sole 24 Ore, è una classifica ovviamente che parlava dei capoluoghi di provincia di tutta Italia. Tra i vari dati c'era anche il dato abbastanza importante di una Treviso addirittura meglio di Belluno in termini di sicurezza. Vediamo. Beh sì, è un dato confortante, che soprattutto, come dire, un riconoscimento anche per l'impegno delle forze dell'ordine. Commenta con soddisfazione il prefetto Maria Rosaria Laganà la classifica sull'incidenza della criminalità nelle province italiane stilata dal quotidiano Il Sole 24 Ore, secondo cui Treviso è 100ª a livello nazionale su 106 per reati denunciati nel 2018. 2.352 ogni 100.000 abitanti, meno di tutte le altre province venete, Rovigo e Belluno comprese. Un territorio non particolarmente vocato alla delinquenza, e questo già è un buon dato di partenza. Poi c'è un'ottima sinergia tra le forze di polizia e le polizie municipali, con anche impegno da parte dei sindaci a fare la loro parte, sia in termini di impianto di videosorveglianza, ma anche nel favorire quelle che sono le forme di collaborazione, il controllo di vicinate e quant'altro. Treviso nella parte bassa della classifica, quindi, ma con denunce in aumento rispetto al 2017, più 1,9, e con una crescita significativa di reati come l'estorsione, più 16,4%. Provincia sicura, quindi, i cittadini confermano, anche se con qualche distinguo. Ma penso abbastanza di sì, forse non al 100%, ma tutto sommato mi pare di sì, si vive tranquillamente, anche io ci lavoro qui e sono abbastanza soddisfatto, insomma. Il cittadino si prepara, parla, no? Si confronta, per cui occhio, c'è un'auto, c'è la persona, stai attento a quello, stai attento all'altro. Per il resto viviamo ancora in una bella città. Ed è sicura, però ci sono ancora dei quartieri che vanno a rubare, zingari che vanno a rubare e che dovrebbero un po' controllare. Zona stazione no, ho fatto la pendolare per anni e purtroppo c'è un degrado negli intorni della stazione. Prima provincia in Veneto per reati denunciati Venezia, quinta a livello nazionale per furti con destrezza, segue Padova che è tuttavia nona per reati legati agli stupefacenti. Quindi Verona, Vicenza, Rovigo e Belluno 97esima, che segna però un aumento delle denunce dell'8,1%. Infine la Marca. Siamo tutti, come dire, consapevoli che la guardia non va mai abbassata, facciamo tavoli periodici, cerchiamo di coinvolgere i sindaci anche su tematiche che riguardano la criminalità in senso ben più pericoloso, la criminalità organizzata, e anche da questo punto di vista la risposta è assolutamente positiva, c'è la consapevolezza di un territorio sostanzialmente sano che va quindi preservato. Questi dunque i dati li commentiamo fra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Rieccoci allora in diretta, abbiamo visto con Cristian Demma il servizio sull'indagine del Sole 24 Ore sulla sicurezza. Allora, Treviso, provincia, tutto a posto?
Ma sicuramente sulla base di carta sì, poi se andiamo a vedere nello specifico, magari facendo un'estrapolazione di dati come ha fatto Sole 24 Ore su in realtà i furti in abitazione, la cosa si ribalta un po', siamo al 44esimo posto, quindi non è tutta rose e fiori. Mi sembra che anche lo stesso prefetto il 9 di ottobre abbia fatto un tavolo sulla sicurezza per l'incremento dei furti. Siamo di fronte a una settimana dove Volpago, Carbonera, ovunque ci siano stati comunque dei raid di furti, quindi è anche vero che forse ci stiamo accontentando di essere i meno peggio e non i meglio nella classifica. Siamo talmente abituati a vedere che in giro c'è di peggio che a questo punto siamo convinti che ma alla fine dai, 20 furti in una settimana non è neanche male, ma non è assolutamente ammissibile secondo me una situazione del genere. È una lettura insomma diversa, il raffronto con altri capoluoghi di provincia, magari con altre città, magari anche più grandi, non deve trarre in inganno. No, non deve trarre in inganno, anche perché poi subentra sempre anche la questione di quante denunce vengono fatte. E questo è un punto cruciale, è sempre stato un punto cruciale. È sempre un punto cruciale, perché purtroppo io lo vedo, io ogni sera mi confronto con queste segnalazioni che ho nel gruppo, dove ci sono stati questi furti, e io mi preoccupo di contattare persona per persona e dirgli ma poi hai fatto denuncia? E tutti mi rispondono ma no, ma tanto non la faccio, perché alla fine danni pochi, alla fine se li prendono non succede nulla e quindi lì si rompe tutta la situazione e alla fine arriviamo a un punto in cui a Treviso ci sono come l'anno scorso a Roncade, 30 furti segnalati, 14 denunce in mano a carabinieri e polizia. E questo falsa un po' le classifiche? Questo mi falsa, no, perché alla fine deve essere una cultura. Ho visto che c'è un aumento di denunce e questo spero che sia anche un pochino merito anche di furti in corso, lo dico a bassa voce, perché in realtà su 18.000 iscritti che siamo io rompo le scatole sempre a tutti per cercare di fare denunce, quindi qualcuno riusciamo anche a farlo venire fuori. Lei mi parlava prima, ovviamente non facciamo riferimenti, insomma, ma in zona Roncade un caso da poco, cosa è successo? Un caso da poco che alla fine delle persone si sono trovati dei ladri in casa, cioè hanno avuto un vis-à-vis con i ladri e in realtà non hanno fatto nemmeno la denuncia, perché poi c'è la paura, la persona anziana, la ritorsione, mi ritornano a trovare, se li denuncio e cosa succede? Lascio stare, sono andati via e è finita lì. Gravissimo questo fatto, infatti mi sono anche arrabbiato in quell'occasione, no? Perché ho detto se ci troviamo addirittura che ci entrano in casa e non facciamo nemmeno una denuncia, a questo punto diventa un problema anche fermarli, perché poi quando vengono ridistribuite le forze dell'ordine in Italia viene fuori che la classifica a Treviso siamo rose e fiori e quindi non ci mandano personale, e questo è il diretto. Può essere anche anzi diventa un boomerang. Diventa un boomerang, cioè non denunciamo perché comunque non succede niente, non arrivano le forze di polizia e quindi non ne veniamo fuori. Perché ricordiamo abbiamo ogni tanto una macchina di una stazione dei carabinieri che mi fa 2 o 3 comuni quasi, quindi per quanto possano correre e spaccarsi, usiamo un termine non corretto ma non funziona così. Qual è il vostro rapporto con le forze dell'ordine? Cosa dicono di voi? Ma è un rapporto, oserei dire, meraviglioso, lo dico in questa maniera perché loro hanno sempre capito che supporto che diamo fosse dovuto anche a me personale, con, come dicevo prima, divisa indossata, famiglia, il padre e via dicendo, e quindi in realtà c'è un rapporto di un rispetto incredibile sulle forze dell'ordine, quindi ci confrontiamo e so benissimo che usano anche il furto in corso per cercare anche di vedere dove vengono fatti i furti, perché loro sanno che la gente non li chiama nemmeno, si creano una mappa, no? Poi sanno che la gente tante volte non denuncia e quindi questo li aiuta a vedere dove si stanno muovendo. Torniamo sulla non denuncia, come si può cambiare questa mentalità? Diciamo che la politica non dà una mano, perché ovviamente è la politica che determina quelle leggi che dovrebbero rendere più sicure poi le persone nella denuncia. Esatto. Ma come si convince una persona a fare questo? Umanamente è comprensibile, anche se non è giustificabile, che la paura di una ritorsione o di un ritorno di questi ladri spinga a non denunciare, però non si deve fare. Non si deve fare, diciamo anche che in realtà se io vado a fare una denuncia mi auguro che il ladro non venga a saperlo che ho fatto la denuncia, no, perché quindi in realtà ho solo segnalato alle forze dell'ordine che mi sono trovato i ladri in giardino o che mi sono trovato un balcone bucato, quindi questo gli porta ad attenzionare di più la zona e quindi cercare di fare magari un passaggio in più.
come spesso fanno quando vedono più denunce. Vogliamo approfittare del mezzo per lanciare un appello a chi magari è indeciso, chi magari ha avuto in queste ore magari un furto. Fate le denunce, fatele sempre, anche se avete trovato semplicemente un cancello rotto con o una finestra rotta. Sappiate che potete anche prenotare la denuncia online per evitare di passare una giornata magari ad attendere, perché i poveri ragazzi sono pochi e quindi purtroppo non possono fare tutto subito, ma prenotando online si può fare un appuntamento presso la stazione carabinieri di competenza. Com'è la situazione a Treviso? Ci eravamo lasciati con un incontro con il sindaco Mario Conte, può sbarcare anche a Treviso furto in corso? Sì, abbiamo fatto un incontro con il sindaco, dove era presente anche il comandante nuovo, Gallo, e anche lui ha aperto le braccia a furti in corso, visto anche che, diciamo, tra virgolette, la serietà dell'associazione, e poi un pochino si è un po' arenato. Adesso spererei che magari il sindaco riprendesse in mano un pochino la cosa per fare un pochino come ha fatto Ponzano e quindi magari darci un patrocinio, fare qualche serata che potrebbe essere utile anche a Treviso, perché magari la criminalità a Treviso centro è sentita un po' meno, ma ovviamente... Dicevano anche le voci, no? È la periferia un po' che è un po' sempre, a parte la zona della stazione. Sì, esatto, a parte la zona della stazione, ma la periferia è quella che ne sente di più, quindi magari usare la potenza di Treviso per poter fare una serata, una riunione. E magari anche il prefetto ogni tanto ricordare che ci siamo anche noi e che stiamo dando una mano pesante a tutta la situazione del controllo. Vi vedrete a breve? Ma io avevo chiesto un incontro per confrontare le numeriche e ovviamente mi ha risposto che non ha le numeriche del 2019 e adesso chiederò comunque un incontro per cercare di trovare un'altra soluzione, perché comunque delle numeriche mensili le può in qualche maniera estrapolare che gli vengono date dalle forze di polizia, per capire se effettivamente il nostro operato ha portato un abbassamento, che è quello che io vedo che è successo facendo le statistiche con il mio strumento che è Facebook, no? L'anno scorso avevo tantissime segnalazioni nei mesi caldi, quindi il gennaio, febbraio e marzo, e quest'anno le ho viste diminuite in maniera incredibile nelle città dove è presente il nostro operato, chiamiamolo così. Siamo davvero in chiusura, 30 secondi, allora vado un po' sul personale se posso. Sì. A distanza di tanto tempo dall'inizio di questa avventura, si è pentito, è un lavoraccio? È un lavoraccio. Perché è una cosa al di là del lavoro che fa lei, insomma, no? Assolutamente, è un lavoraccio. Gestire una cosa così? Sì, mi impegna tantissimo, mi impegna la sera, posso approfittare di ringraziare la famiglia perché mi dà l'appoggio totale di tutto il tempo che dedico a questa cosa e anche a chi è con me con l'associazione. È un lavoraccio, lo rifarei 100 volte e proseguo ancora a testa bassa e andare avanti per cercare di aumentare sempre di più la sicurezza. Grazie allora Cristian Demma, grazie per essere stato con noi, ci rincontreremo, mettiamo che facciamo un incontro periodico per capire come sta andando, anche per capire come sta andando la sicurezza, e mi raccomando, denunciate sempre. Assolutamente. Grazie per averci seguito, arrivederci.